Allora, figlia di 20 anni, no? Che discute e parlano ora di pranzo con sua madre lì a toa, no? Mamma, ti ricorda che oggi pomeriggio parto e vado al lago de Garda col mio nuovo morosetto? Femo via una notte, la prima notte, mamma! Ascoltami qua, figlia mia, ascoltami qua. Prima notte fuori insieme. Intanto bisogna che abbia tre virtù. Tre virtù, mamma? Sì, tre virtù. E ti dico qua è che se la prima la da essere un sparagnin, ma sparagnin di prima categoria. La seconda la da essere bauco, ma proprio bauco la da essere. E la terza la da essere vergine. Ma vergine, vergine, Ricordati bene. Mamma, tenerò presente, grazie mamma, dai, no, grazie, grazie, tenerò presente. So, la figlia al pomeriggio la parte con sto morosetto, no? La va al lago de Garda, no? E là passa una notte insieme, no? Su sto B&B, noi notti insieme, no? Tutti, no? A mattina camminava lungo il lago, colazione, bel giretto, no? Porta a casa la figlia, no? A mezzogiorno, scarica so, la figlia davanti a porta di casa e va via, no? E là sta lì, no? Sua madre lì che aspetta. Oh, finalmente ti si rivada, contami che eri qua in ansia tutta la notte, non ho dormito. Dime, contami. Mamma, te aveva proprio ragione, delle virtù. E se proprio così, ma contami. Guarda, la prima, sei proprio sparagnin, sa tu, ma sparagnin. E invece del giorno camere, no? Ne prenotato camere, che ne prenota una sola. E dopo, mamma, e sei proprio bauco che ho lì, ma quanto bauco sei lo che ho lì. E così, invece di mettermi sotto la testa, da Dio a testa così, mi ha messo sotto il culo, e sotto il culo mi ha messo così, mamma. E a terza, e sa che aveva le mutande, e che aveva lo zeo ancora con nailo su, ancora più vergine di così, mamma.